Il potere della satira nel mondo dell'informazione credo dipende molto da autore a autore. Almeno la mia opinione è che abbia appunto la capacità di sintetizzare, di fermare in una singola immagine, in un singolo scambio di battute, il nocciolo di una questione che magari in un articolo va sviluppato in maniera molto, molto più ampia, per cui si combini bene con l'informazione giornalistica tradizionale. E i temi di cui mi occupo di più sono vari, diciamo, seguo un pochino la politica, ho molto a cuore la questione dell'ambiente, della transizione energetica, l'importanza della riduzione delle emissioni e se possibile evitare anche contenere lo spostamento a destra a livello globale che ci sta avvenendo negli ultimi anni, per cui è un tema su cui spesso martello, magari a volte anche in maniera anche troppo didascalica, però è una cosa che mi sta molto a cuore. In genere il potere, soprattutto di destra, diciamo si crogiola bene nell'indignazione perché gli fa comodo per aumentare proprio l'elettorato, però vive malissimo la presa per il culo. Per cui la satira sotto questa cosa qua, secondo me, non mia o non solo mia, ma di tutti gli autori più progressisti, ha questo grosso vantaggio di mettere a disagio il potere, perché il potere vive malissimo il ridicolo, soprattutto il potere di destra. La qualità di una democrazia si vede dalla salute dell'informazione e dei canali di informazione, e quello che è accaduto in Ungheria e quello che sta accadendo in Polonia è la primissima dimostrazione per cui l'informazione e il giornalismo svolgono un ruolo che spesso viene sottovalutato, ma un elettorato informato è un elettorato che è in grado di scegliere con maggiori strumenti.